Eh no, a parte il prossimo concorrente. Hai ragione, quest'uomo è nato imparato. Si tratta del Dottor Slump. Interpretato da Marco Sexy e dalla sua impaziente Arale. Accidenti, Ale, non hai smesso un attimo di chiacchierare? Ho sbagliato a farti prima la testa. Ecco, adesso dovresti essere finita, puoi alzarti. Oh! Dottore! Mi hai fatto pianta! Sei sicura? Devo aver sbagliato qualcosa con la messa a fuoco. Andremo a questi! Aspetta un attimo. Ecco, indossali. Lascia stare che vanno bene così. Adesso proviamo le funzioni motorie. Alza un braccio. Alza l'altro. Alza la gamba. Prova l'altra. Adesso cammina. Adesso mettiti a correre. Basta che rischi di far male a qualcuno. Sono un inventore veramente incredibile, sono il migliore del mondo, sono riuscito a creare un essere cibernetico perfetto, nessuno è in grado di fare qualcosa del genere. Arale, ma cosa stai facendo? Dottore, non volo! Ma tu non devi volare, cosa te ne fai di volare? E allora sparo rasi dal pancino? Ma quale rasi dal pancino? Ma smettila! E allora sparo laser dagli occhi? Ma quale laser dagli occhi? Ma cosa dici? Non ti serve questa Come faccio a roba? combattere i nemici? Non posso mica contare solo sugli scazzatini. Ma è possibile che tu sappia dire solo delle sciocchezze? Non è possibile, devo aver sbagliato qualcosa nei calcoli, devo aver dato l'intelligenza artificiale veramente bassa. Accidenti, ma è possibile uno scienziato come me che faccia questi errori? Non è possibile. Dottore? Dimmi. Ah, che cos'è questa roba? Ma che schifo! Ma che schifo, buttala via! Non è possibile, ho fatto veramente una prova di stupidi. Ma lascia stare la giuria che ci votano basso, lascia stare. Sì, è finito il tempo. Adesso non ci resta altro che cantare la nostra sigla e per questo ho le mie pillole cantanti. Dai, sì! Anche a me? Funzionano! Speriamo. Musica!